Ah no, cara, non so proprio niente. Beh, a me mi ha detto che è un bel Bernardina, a me meraviglio di te. Di solito ti si sempre informare su tutti. Hai avuto tempo. Ti aveva messa vestiti da cucire, Mi so che sei. La svampia di ame serva da ossa. Vanti, mi salissimo. allora, la serva della signora Vittoria aveva detto che lei è parente della Vittoria. Bello come un'angela, ma terribile come un demonio. Tanti bacchi da scorpione. Sì, la contessa, sì. E c'è un suo cugino, ma che ora paese. Bernardina, a te che appena detto che non ti sei niente come Pecco del sua sorella e lei sto cugino. Beh, mi dispiace, ma so niente, sì. La Vittoria mi ha contato che si rivade in notte, come mai, ma senza la valigia niente perché scappava dai debiti, dai gendarmi e anche da sua moglie. Ma è proprio vero che quando c'è una dice che mi dispiace di dire un pezzetto questo, in realtà non avete che volete dirlo. Aspetta che mi senta su perché mi sto venendo da familiare papà, mi chiedo mio. Signora contessa, sì. Che ne conto? Allora, l'altro giorno, quando lo lascio, non mi racconta. C'è un poco di tempo e sente dei strani rumori che viene dal granaro di casa sua. Era un po' più tranquillo, che sarai sorsa e che andrà a rosegare il panozze del sorco, sì, ma sì. però a volte che fa sentire ogni dei passi, come se ne fosse per lui che cammina. Sarà mia un ladro? Ma non si è mai indagate sulla veda le chiadona lì. Ma no, non haga coraggio. Ora ti amanda che il suo parente lì è un uomo lui. La fa probabile, io la credo. E se tira sempre in rio, come che gli avesse qualcosa da nascondere, dopo che dice che haga le fisine e che se la paurosa. Bisogna dire che insistesse anche se a me. E mi pare il tipo che dice voglia di farmi bene, sai, fammi dopo. Sì, ma fammi lavorare manco se posso. Vero? Cosa vuoi? La si preoccupare? Sì, ma sì. Io. Bene, basta. E lavoriamo anche dai vogliamo. E sbasciate solo la cara. Pensate che l'altro giorno che la Vittoria. Ma che campanaro io non voglio piacere. Cosa vuoi che ti dica? E qua come voi? Ecco.
come se fa robe da mano. Vabbè, bambina, ma dimmi una roba, come mai che a signora Vittoria la te conta tutte ste robe qua proprio a te? Lo sa che mi lo lì in giro a contarmi gli amici? No, Ma non so mia una fagiolosa mia. no, certo che no, Bernardino, se la più vista ieri al dico, per forza, non mangia, non beve, cosa via? E sto pan quotidiano, le faccio Paolina, ciao. Ma c'è un po' di giorni che non vedo qua la signora Vittoria che passa per la piazza. Non ne sono proprio. Ti ha detto di sì? No. Sono un po' di giorni che non la vedo e sono andata a casa sua a vedere, non vedo neanche una luce in vista. Forse c'era segreto. Ho visto che stava tutto bene. Mica. Ma ho paura che sia successo qualcosa, sa? Ma domani a vedere da lui. Cosa che sia successo, dai? La penitenziale la sosterra perché non aveva pipa e anche la magalla. E come avesse fatto a ciaparsi senza, con tutte le palanche che aveva. Lei, anche il suo cugino. Che vedano alto e mosse. Bien de Boria, che guarda tutti gli uomini dall'alto al basso, a meno che non sia una bella donna, perché se è una bella donna. E ora la guarda dal basso all'alto, davanti e anche a parte di Dio, perché dovrebbe mangiarsi a tutta. Ma non si può dire a me andare adesso a vedere come che sta. Beh, sì, dai, però oggi ti devo un sacco di mestieri. Da dove veniva Dole? Siamo appena sta casa del signor Vittoria. Perché sono 4 giorni che non passa per piazza e mi sono preoccupata. Non possiamo stare, manca battuto su porta e sbecca forte Vittoria! Ma non era vero nessuno. Sì, è vero, no, è vero che avevo battuto sulla porta e avevo sbeccato forte. Vittoria! Ma non c'è venuto nessuno a leggere. Sì, da proprio per niente, perché mia non sapeva che non vedere nessuno. Pare che sia morto qualcuno. E che come fatto a suonarlo? Guarda che mentre era il parroco non era ancora niente. Aveva passato prima, per dire che se viene al settore e mi dire. È vero, già era tutto scuro e non si vedeva niente della porta. Torneremo domani con la Sì, non so cos'era. Ha sentito il dì che sono qua che aspetto il dottore che cade a venire a visitarmi, non lo voglio ancora visto. E ormai ha quelle gambe tutte dure. Paolina! Paolina! Sì, signor Contessa. Paolina, vai a informarti dove sei il dottore, curi. Cosa devo fare? La rincorsa. Ma mi raccomando, se no le numeriche passi davanti, mi raccomando. Vabbè. Pensare che sto dottore qua lo pago fior dei quattrini. Ah, beh, ma guarda, se non arriva subito, mi chiamo un altro dottore da città. Altro perché sto qui di campagna, quando che capita, e fa anche il veterinario e mi lo somiglia una vacca, mi son. Va bene. Zero. Io l'altra così, io ho detto
Mario per caso? Io vedito? O sei trasparente? Ma quando che va fuori di casa non ti hai disegnato che fa? Cosa vorrà? E io ma sono andata a visitare e non mi dice niente, di solito poi fa il giro di tutti e in casa che si quasi notte e stamattina le da fuori di fretta e anche se la borsa. E se che sei un'urgenza come fai? Oh? Vabbè, io sa che passando del Somaya avete sempre qualcuno ben informato e che dice dove che gara a correre. Non dico così te dico, e che conta anche qualcos'altro. Bisogna che lo trova prima chi parla. Ah, e il tuo sistema funziona? Adesso sì. Ah, ma ascolta, tu ma cosa osservavi, dottor Mario? Volevo domandare. Come che vuoi che prepara la cena stasera? La cena! La cena! E fare una roba importante da domandarmi! Tu li va a cercarlo e quando che ti ho ritrovato? Te ne dici che venga qua da me perché dico tanto male che da venire subito a visitarmi e questa che è una roba importante! Adesso va bene, no, va a mangiare. E dove si deve andare? Bisogna che trova mio marito prima, ma devo fermarmi. Prima di cosa? Che passa il giro di tutti i Somaya. Scappo via. Paolina, vieni qua. Che tu portai le bigliettini a casa della Vittoria? Ma dirlo piano? Sì, perché Sì, l'ho messo sotto il vaso dei fiori che seppure l'hai aperta, come che mi hai detto io? vabbè, grazie. Scappo che questa Prego. Metti, se la contessa come mi ha da portarsi gusto da sola. Contessa Yolanda, Bernardina, come posso chiamare? Ha su qualche aspetto il dottore? cambiate nuovo di Ciao cara, va bene che con tanto mai, ma guarda che non so vieni ancora morta, che te ne toglie misure. Ma intendevo le misure per il vestito nuovo che mi avevo ordinato. Non mi ricordai più. Sì, è vero, io. Non neanche voglia tu. Torna un altro dì. Va bene, vai, da lì del visto. Sì, ti stai aiutando. Lo sai. Ora, ho finito di incontrare le mie. Sì. La vogliere del cotone. Grazie. Perché la catena da trovare sombrarino prima. Sì, la se stanca di la gabbia da cercare il suo marito perché la doveva domandare che cosa che aveva da apparecchiare per cena. Ma secondo me non è mia per quello che lo cercava. Ma non so però. Va bene. Se tu pensai. La contessa ha soggesso fiato. Da quanto siete che corso? Le oggi che si dà. Anche del dottore. Non c'è la mia casa. E anche se vogliare dare a fuori. Però per strada. Sentivo di Vale. questa è una disgrazia. È morto un uomo, credo. Non sarà mia il dottore, vero? No, il dottore no. Forse era una donna. Che respirare con te. Un uomo o una donna? Come si fanno a sapere chi che sei morto? Curi, torna in Dio, va a informarti meglio. No, avevo massa paura. E poi cos'è che ti domando? Attenta. Fatti dire tutto del primo che ti incontri. E lo saprà di sicuro chi che è morto. Non sarà mia un succomba, un bauco che sta qui su poi come via. Curi. Adesso vado. Muovate!
sacco di mestieri da fare. Vabbè, ma fammi sapere se te sai qualcosa di Pizzetto che Mi darò, amiche, se non sa nessuno. Testa iolata dal paura. Ma se permette di dire me darò. Guarda, sta gente di campagna, la se proprio rustica e senza educazione. Non avrà la santa di rispetto per la nobiltà. Signora Contessa, Oh, Gesù Maria, sono io, è morto l'uomo che stava in casa della Vittoria. E chi da chi ho saluto? Io racconta la carurora che sarà un cattispera. Perché? Non aveva una fresca con lui. Ma chi? Ma l'uomo vero, alto e moro. E suo marito lo sai, sta Alba. La settimana Aurora, no? Alba Aurora. E così via. Sì, eh. Ah, mi prego. Però, e potrei avere qualche sospetto, perché non è mia nato ieri quello, Ma ascolta, non so se tu magari più sei o non più sei, ma st'uomo è ora, e ho altre moro, di chi sarissimo parente? di nessuno. Sei solo io dell'amica della Vittoria. Quanta pazienza, Serino. Ma guarda che, certo che a signora Vittoria, la sera quando abbiamo imbottonata, dovendosi in casa, la sarà un compagno. Raga, visto che è bello, alto e moro. E avanti con sta storia del beo alto e moro. Beh, sta lasciamo perdere. Lasciamo perdere anche la Vittoria che non mi interessa invece. Contame di sta Alba. Aurora. La si chiama Aurora. Alba Aurora. Insomma, l'Aurora. La sera era proprio innamorata. Solo che è cada per mangiare la foglia e scoperto tutto. Non credo che sia sta proprio lui a coparlo. Ma sì, potremmo scherzare? Mangiare la foglia a coparlo? Ma io che sarà vero chi sarà amanti? Oh, Bernardina, mi so che te vai subito dietro i gendarmi, c'è roba grossa sta qua. La contessa non fa sua zia. Chi sarà andato? E questo mi aveva lì a sapere, no? Bernardina, non si può. Dove metti la giustizia? Ah, no. Io non c'entro niente e adesso vado avanti. Mamma mia, quanta strada che te ne fatto. Avanti, dimmi, cosa ti è successo? Allora, il viso mi dà una morta stecchia. Morta? Sì. Ora. Sì. E cosa hanno comprato? Una morta. Ma il mago che tu scoperto tu che sei? No, ma se a voi va. No, cara Paolina, no. Qua proprio no che sì. A te che proprio il cervello va a ma a me Mario che ne poro, Mario che a volta cosa che ho fatto per portarmi a casa la serva compagna? Santo uomo, suo marito. Qualche volta. E sbagliare se vuoi però. Beh, va, sta vita, va a realizzare il pranzo, vai a che mi resta sulla qualcuna perché ha su tutta scombussola. A dire il bello, sta lì a tutta scombussolata, bene, sia volentieri. Qua la contessa Sonia e dite solo che la serva tu vai in cucina e mi raccomando non sta a criare come una visea come il tuo solito che te ne bagni tutto per terra muovete Deve essere un po' colonna. Bernardina cara so hanno saputo che la signora Vittoria è la galamante in casa ma se è vero? Mi de donne con l'amante. A chi conosco vive una. La dice che stava in casa del nonno. Dei soldi amanti vai. E si ferma che il tanto che
che basta. Mi sono solo qui in casa per avere un soccotino e non so. Figurarsi che non salto. Senti, vedi. Ascolta, mi dice anche che era un bell'uomo. Sì. Ah, era un bell'uomo alto e moro. Neanche a tutti le vigne, le donne. Ma me non sono io quello pulito, perché lì ha perso sulla sala. E adesso mi sento perché devo andare a prendere le misure e sono uomo. Vabbè. La fortuna che avete Della santa cara Bernardina, sito qua. Finalmente anche ora di giorni e giorni che sono qua come una pampana che ti sento. Non demora mia tanto a venire torno con misure per fare un vestito, no? E il tempo per andare a fagiolare dalla contessa, poi io però, quello che io trovi sempre. Cara amica, adesso come siamo, no? Ma andremo dentro, spero, ho avuto forme le misure qua fuori e le vedi tutte. E là che sia fuori dal finestre, che facciolose. Di luce qua fuori è tono, che sempre su che guarda. Va bene. Ecco, giro petto, 95. Dai, non lo so, adesso l'ho pensato a le misure. Da 112 giro petto. Spara sempre compagna. Sbaglia sempre compagna, la mia o quella contessa? La tua po', cosa c'entra con te? Voglio saperlo, che cosa ti c'entra, te ne parli solo che della contessa. Va bene. Dimmi piuttosto se vi giro vita sopra il suo calà. Io dovevo mangiare talmente poco. Cosa dico, sono suo morale, mi passa la fame e calo. Cosa vuol dire? Adesso vediamo subito. E che mai stesso una? Perché quasi 120. Deve essere stanca, un pochetto nervosa. Nervosa. Mamma. Ma aspetta bene. Io non posso mica togliere le misure senza cominciare a muoverti e grattare. Ma per cosa ci sono in morale? Perché sono nervosa Bernardino. Se te li attorni la misura delle cotole, mi raccomando, sento, se quest'anno le va di moda un piatti corte. Ma stai dritta. Va bene, non posso togliere le misure se tu sei piccolo. Non schisa. E se sento. E più corte, vero? Guarda che corte di tutti. Le testeria mia ben sento. Perché? Si vede le caecce. E dite che grosse. Ciao Bea, pare che te ne confondi con qualcun'altra, magari con la Yolanda là, la contessa. Ma te pare mi dà le calce grosse? Guarda qua, che do calce devo avere. Va bene. Giro fianchi. 150. L'ha messo su qui. Soprattutto sul trio. Anche era 150 come tu. Cosa volessimo dire? Che sono grassa come la contessa? Cioè, ma te pare che mi gabbia il dadino come suo? La da un panaro e là. No. Ma è cosa? La si sempre da noi. E sempre sentato che non fa niente. Va bene, andiamo avanti, dai. Invece manica 53. E davanti del corpito 38. E il pedrino della schiena, sempre compagno, 43. E è tutto mio. La contessa Miranda mi ha sempre fatta la paura. No, per qualcuno che ti piace, perché la sei strana, beh. Io so. E ogni tanto la piange
No, io non so niente, anche perché non vado in volta a pacciolare, a curiosare, a spettegolare. Intendo le robe di casa mia, va bene? E non so niente. L'abbiamo finito. Sì, adesso dopo io per misure. No. Ma detto sì, io che l'ho morto in casa. Mi dice sempre via, perché le stacco qua. Siamo a posto. Stato papà che beveva. Bernardina, mezzo paese doveva fare la stessa fine. E poi l'ho detto che non so niente. Fammi presto per il vestito che mi serve. Sì, sta tranquilla e settimana che faccio la prima prova. Ciao Catina, sono preoccupata per la Vittoria ho vista, non sarà mia morta. La Vittoria morta? Ma no, se no, ma può cagare in casa sua che non sta con me. Sì, ma è una questione di screi o di donne. Forse un più una ciò, mi dice ciò, che ti aveva portato via tutti le sofferenze. E quando che c'era di cattivo umore, e beveva un sacco di vino, tanto che se ti incontrai per strada, appareva che gli avesse fatto il bagno dentro a me. Se persia la bocca, te voltava via col piatto. E in dice anche che non c'era so così. E ora se l'era, ma che lo senti anche a me. Bianca detto però, i gendarmi crede che sia stata Vittoria che fare l'uomo e si trova la porta in prigione, ma scherzito, ma vai a aiutare l'assassino, ma dall'altra parte è avuto che sia stata Vittoria, ma scherziamo neanche, guarda, la ragazza, forse vuole un avvocato, beh, sta qui. Andremo in casa di Vittoria a vedere se scopriamo qualcosa. Magari vediamo qualche indizio. Potremmo come i porcellani. Ma se con una situazione del genere questa cosa mi dice. Ma cosa c'entra il porcellai adesso? Ma lei sa che il porcellai dice del can di una razza francese, dei seguti investigatori, insomma. Insomma, te fanno anche notizie, però parla quello che vuoi sapere nella pagina che del libro è vero che dico, adesso vero avevamo aspetta, Casa Vittoria, sì, che fatta era? Anche se erano vecchie di scarpe grandi così, ma ti conosci dopo. Brava che dire tutti su. Sì, ma come primo capire di tutti. Con qualche lì che parlasse un po' guardare, strette gli occhi, sa sì. Ma che pensa che pensiamo dopo? Non ti sì, mi ha visto un giorno, perché mi ha visto che mancava una roba. Tipo cosa? Tipo il quadro? Ah, sì, che avevo stata senza valore, che si stacca il pelomo al femoro e ora pittura. Ma che t'ho visto che forza che gli era fatta. Lo sarà mia età, di sangue. Poteva anche essere secco, però dal colore mi pareva più anzi ramoso, assolutamente al seguitato, meglio che e a visita con me, sicuro che voglio. Dai, andiamo, dai,
si va di sera, chissà che ti tappi un po' di colore. Non fai che penso al coro cugine a Sierra Vittoria! Ciao, ma a proposito, per caso mica tu saputo qualcos'altro? Non lo so, se dico che il Velomo e cadeva un amante? Gli altri cosa ne che sapevi? Luigi Campanaro, moi che ha udito? E suona tutte le ore, E vediamo Sant'Antonio. Oia, ma Aurora, come mai tu ti continui a grattarmi? Cosa per mangiare qualcosa che mi ha fatto male? Credo che sia stai scopettone. Comunque, Ma sì, perché ti composo mai tu scopettone. Ma la polenta non fa mia spisa, semmai a ti fa venire a pelare. Insomma, le altre si sempre ben informati. È vero che non c'era mia sopottiglia a Sierra Vittoria. E poi mi fece il tradito. Il tradito! Il tradito me li sta comprando con una rifugiata. ma a proposito, insomma, ma tuo Mario, ciao i tuoi grandi. Maria già, i soliti pie da uomo che ti ha avuto negati. E tuo Mario è sempre per caso, vedo bene. Ma cosa vi interessa a voi altri dei figli e degli occhi del marito? Ma io cosa che ho da dire, no? Che gavi tanto buon tempo. Vedremo un'altra volta. Sì, perciò mi volevo fare un altro paio di domande. Ma che hai visto? Era tutta sconvolta. Ma sei interessante, perciò che hai visto il quadro di casa dell'Aurora? Mi pare quello della Vittoria. È proprio quello! Ma cosa che fai a casa dell'Aurora? Detto che secondo me Allora, un regalo che il Velomo altro e no? Che pittura? Ma che donne sì, che capiamo. E ma dove conto da questo? Prima mi sfondo su un pedaggio. Gendarmi, pensa che l'archivugio da Vittoria. Che l'arma la c'era un corretto. Ah, sapete Bernardina, o della chibugliata, o della corte avara che il uomo è lì. Ah, non è mia morta, però è sotto. Anche si dice che il popolo per lingua che stava. Ma te pensi? E te pensi tutto? Che aveva portato via tutte le sue anche. E la tradiva anche. Tradiva la Vittoria con chi? Ma con l'Aurora? Fisico! Mamma e cosa ha avuto da me? Dopo darmi nascondere, fa un pochino di giorni. Scusate, casa mia? E perché che nascondete da me? Avete darmi calcare. Mi sempre trovo e mi mette in prigione. Non mi crede che sia famiglia fare che mi parente. E vediamo al temoro, Maria Vergine, si è davvero lui l'assassina, e bisogna trovare una scusa. Vittoria, Russito! No, dico. Ah, beh, va la Però però. so, io parlo che so tanto. No, cara, poco tanto, mi qua a casa mia, che non sa una che russa come un secondo. La Paolina, non ti voglio via dove? Tu mi vai in canonica domanda che è il parroco, e a sapere lavarne, che se ora un po', devo che aveste a mia preda, preda che mi è costruito,
Cosa aspettavi tu? Che venisse Mesodì? Maria, quanto tempo te vuoi? Se a dir la verità stamattina, ma non vuoi neanche quanta fame? Guarda, se solo venisse qualcheduno a contarmi qualcosa, magari mi sentiria subito meglio. Ecco, brava, vada a Catina che l'arte segherà in canonica se sa sempre un sacco di robe. No, ma ha sentito di piangere? Che te che gli occhi che lacrima, che tu c'è parla freddore che ti sento sempre stronare e qualcosa te vedo sempre grattarti. No, gli occhi che mi lacrima perché mi sono un bruscolino gli occhi. E la stessa. Perché come mangiare qualcosa che non è fatto male. Vedo. E spariamo il coraggio. Adesso non capivo qualcosa che sentivo sta scusa. Fammi distante, vai anzi. Vada a Catina e mi raccomando, serve tornare con delle buone notizie, ma per piacere. Parla che da distante perché se a se volta via qualche piano non ne conta più niente, curi, muovate. Bernardina, ma che ti si lunga come l'anno di affame, quanto ne vuoi perché te ne conti? Sempre stessa così. Volevo dire, che ieri sera... Sì, cos'era quasi scuro. Cos'era quasi scuro? Ma dai! Secondo la mia Catina a casa della Vittoria. Ma la Vittoria, ma era mia sparia? Infatti, non c'era nessuno in casa. Perché forse la andata a trovare dei suoi parenti o quasi scappati. E ora? Visto bene che partera, grande così è. Ed era una canamaccia, che forse la era del sangue o del Insomma, tutto qua. Ma ascoltami, magari più sei, magari no, ma te domando perché te. Ma io sto, io stato qua, qualche vedeva massa. non credo, ma lì hanno solo altro. Dimmi, Bernardina. Ieri no, c'era il dottore, il marito di Emilia, che girava per tutto il paese, che si beccava sua moglie con qualcuno. Qualche duchi? Con l'amante? Emilia che va amante? No. Ecco perché ieri il dottore aveva raccattare suo marito prima. Adesso lo capivo perché prima che venisse a scoprire che aveva l'amante, altro che domandargli cosa che aveva da fare per cena. Vabbè, te sei un doganista, te devo informare, grazie. Aspetta che c'ho via. Ma se tutto il giorno che servo mi marito, no, che si ho da finire a me marito. Lo so, mio marito è una persona importante, è il dottore del paese, un uomo molto impegnato. Te credo, ma le cura dalla mattina alla sera. Perché non bastasse solo un cristiano. Ma quando che serve? Io c'ho manca a visitare le bestie. Non seguivo maritare. Non lo aveva mia io, che non io dovuto stare tutto il giorno a casa da sola, ma non fa niente. Sempre da sola, sempre da sola. Che noia che basta, che noia che basta. E pensare che ancora il piacere e l'educazione, l'esetante, soprattutto la deriva queste
l'uomo alto e moro. Si sa, la carne, così debole, cos'è mia colpa mia? E adesso, non è che trovo a me Maria, prima che qualche pettegolo, che conta qualcosa ne basta. Oh, me Maria, ragazzi, oh. Caterina, passa, ma chi esiste? La sorellina Vittoria. Si è perso i vespri. Vittoria! Ma cosa è successo? C'è qualcosa da dare, guarda, se non settimana che non mangio, vale quattro di bocca. Se tu stia sì, aspetta che vado. Ma il formaggio che va bene? Sì, sì, Ha grazie. proprio un poco di riso, tutto. Di nuovo, a ne va piena, grazie. No, ma tu sei ritornata che non cercava per tutto. Tanto nascondermi, per chi gendarmi della giusta tanto, per chi crede che ecco comunque il velone altro è morto. Però, Ah, povera Vittoria, guarda, deve dare chi uccaserà l'assassino che misso, e va a farti sistemare questo danno. Ne ha queste condizioni. Se vediamo, grazie, Caterina. ciao. Ha fatto il mio fuoco stanotte, pensando a che quasi parente ha della signora Vittoria che mi sta accordando. Ma chi? Io per cosa che in casa fa un'archibugiata al cuore, a dire la verità. No. Però una mezza idea mi ha segnata. A pensare il consigliere generale del Maglio dell'Aurora, no? E sarà venuto a sapere che sua moglie la si intendeva con che bell'uomo alto e moro. Che a gelosia la fa fare degli scherzi. No, che non mi bene quel bell'uomo alto e moro. Ci interessa essere morto. Invece, a suo venuto a sapere che i gendarmi pensa che sia la Vittoria l'assassina. E visto che voi tanto sapendo, l'uomo che si sta portando, che si chiamava Filippo, aveva detto nel poi adesso cosa? Andremo subito a cercare un avvocato per la Vittoria e a sto punto. E che vuoi tutto? Sì, sì, per forza. O paghi tutti? Mi? Non ti paghi mi? Che domanderemo a toccare il parco? A me fradeo! E dove va a cattare gli schemi, fradeo, ciò? Deve vedere che trovano il modo, sì, in chiesa, a dire sempre tanti. E se l'Aurora, che ogni altra ora la va a infissare a un sacco di candele. Guarda che voi le offerte per i candele. Vabbè. Ma guarda un po', sappia? Io ti dico solo questo. Io ho sentito che i gendarmi a cercarlo in casa della Vittoria. I gendarmi subissimo al granaro e non gli cagata niente. In compenso gli cagata la Vittoria. E allora non in caserma. Maria santissima, cosa che mi tocca a dire. Cosa aspettavi di dirmi della Vittoria? Tutto vedi ti condanna. È una roba che non va neanche al papa. Anche se vedi in mente, anche se l'avvocato proprio sta in piazza, ma si potrebbe domandarmi a lui, no? Idemos da lui. Deve dare che dopo il venerdì a riferirne lo stesso finché lì a scoprire, anche perché non è sempre. Spero che non mia sia mia quello dei campi persi, no? Perché basta che quello non è buon difendere neanche i ladri, le gaine, morti, le fame. Bernardina, se in una situazione di emergenza, non possiamo mica fermarsi delicate e preziose. Quello così, non possiamo andare bene. Vabbè, ma io aspettiamo. Mai visto? Ma che tu sospetti anche sull'avvocato adesso? No, ma avevamo detto che dovremmo guardare i piedi tutti gli uomini. Ma Bernardina, magari anche l'avvocato adesso.
occhio. Spinda un occhio. Sì, Guardatemi, non so mia buona, cavallo, spinda un occhio. Ma no, Bernardina, è un modo di dire. Ma poi vuol dire che voglio cavarne una voglia, insomma. Dimmi, cosa che tu saputo dell'Aurora, di Vittoria? Adesso sarà un avvocato che ha detto Un avvocato? Anche che vuoi scrivere per l'avvocato? E ora chi sei che vi mette qua? se diventerà il parroco, con tutti i schemi. E la userò, ovviamente, l'Aurora che impisa con lei a tutte le ore. E come mai che a signora Aurora le pisa tutte queste candele? La banana grazia da me. Perché pare, Aurora avesse una tresca con quel piedone alto e oro e si chiamava Ma è ora severo! Ma che notizia! se solo per te questo. E mi non mi piace, no, parli che questo. Ma certo che no, Bernardina, lo sapemo tutti che te sei una santa donna. E se anche è vero che manco che sei meglio che sei, ma mi cara, voglio sapere questi pettegolisi. Anche perché, anche se sempre un fondo di verità. Oh, beh, per carità, la verità se vea. Ma un pettegolito. Non che presto. Allora ha vissuto. Ecco, il consigliere comunale, che vede bene, che non ha i piedi grandi, quindi non può essere nulla assassina. Vabbè, ma io ora sto lì, e ho altre volte che sta comando. Di cosa stai dicendo morto? Della cortea o dell'archibugiata? Ma se sta in archibugiata e non so altro, e adesso pensare cosa che ha un caffè. Va bene, ma va, teniamo sei informati però, Va bene, sai, che sai. Oh, Bernardina, meno male che sei qua, sono proprio disperata. Siamo qua fuori. Dico che bene Mario non voglia mai che sentisse. Bernardina, da quando che il velomo l'altro moro è morto, mi do una roba qua che non so tutte. Mette che una pria sola. Morto lei. Mi viene a che metterla da uno sdomine che sia via. Ma te pensi che potevi abbandonarselo bene? Andava anche dicendo che era la donna della sua vita. Invece adesso te fai del filo a chi e chissà quante altre. Vai a cara che ti rideva un dritto come un gancio da becaro. Non credo che vi avesse tutte queste donne, ma adesso è un'altra roba che mi preoccupa. Buona cavarmi il pensiero dalla testa. Vabbè, ma io può fare tutto. Una roba del genere. Per sapere che prenotti fa. Io ti dico di no. Già l'ho detto, ma non lo dico, magari voi occhi sarà. Sentivo mi marito. Sta pian pianere dal letto, senza fare nulla. Da fuori, senza dirmi niente. Lei non poteva essere andata a un giretto perché non adesso. Ai 2 di notte. E toendo sulla di buio. Poteva essere che scusa. La mattina non si poteva neanche a parlargli, aveva gli occhi da pestestraco, la faccia stralunata. Te credo che non aveva neanche a dormire. Ma ti detto che lo faccio. Se era ancora caldo, i tuoi sospetti diventano realtà. È proprio quello che ho fatto. E ora? E ora già era ancora caldo? Come arrivo? Dai, mi sa che andare dai gendarmi, perché guarda che poveria copate anche lì. Era su. Però Bernardina te vieni con me. Oh no, perché guarda che i gendarmi potrebbero accusarmi di essere complice. Insomma. Oh, per una volta che ti domando un piacere. Allora, ma via, a me veniva provato. Con un vino buono. Te
tanto. Vedi che il velomo alto e moro sono che ti ma se non lo devi ancora passare, No, Bernardina, non mi segna ancora pesante, stai tu. oh, vabbè, bravi, non ti sistema la voglia, ti proverò il vestito un'altra volta. Ne metto il scialle e arrivo. Grazie. Quanto dolore. Oh, che male. Oh, poi è proprio. No, quanto male. Oh, quanto dolore. Ah, Catina. Ah, Catina, sì. Buonasera, signora Convinta. Non aspetta un attimo. Sì, cosa è successo? Adesso dovete che haga mai. Ah, mai al piede destro. No, al piede santo. Al piede destro o al piede sanco? Che non voglio Non mi ricordo. Ah, al piede santo. Ma hai accettato una volta? Cosa ho avuto sto sbrissia sopra la scala? Scanta, bauli, sveglia, ma cazzo. Vabbè, la scala attenta, premo così. E se ne scagneo qua, no? Mettiamo il piede sanco, secco. E lo mettiamo su. Mettiamo anche il cucino. Massa grande. Ecco, lo mettiamo sopra qua. Ecco qua. E la vedrà che domani mattina la starà bene. Grazie, Ecco. grazie Va, Catina. Ascolta, sai tu niente dell'uomo morto? Di novità, non so. No, signora Contessa, al momento non si sa proprio niente. Arrivederla. Ti saluto. Catina, fai compagno. No, Paolina, la Catina si arrangia, vai ormai la strada la conosce bene, anche perché ora che arriva in canonica, capite che pure arriva sulla porta. Pure vai a prepararmi una camomilla. E anche qualche giusto. Chissà che già farò solo. Ah, no, devo così. Adesso vedo un capito. Se ne compagni. Grazie. Il la sega su che stracoia venendo su dalla scaia. Avevo detto che dovevamo andare a stare a meglio, anche se la crede che siamo lieti. A terra dell'uomo che è morto che aveva a parlare, vai, sempre, a proprio tutto assolutamente niente. Sala mi pareva agitata del suo, vai. Ma ti saluto perché avevo un sacco di schiavi da fare come sempre e qua. Catina, Bene, Aurora. che si occupa del parco. No, sei sicura? Sono abitati? Catina, avevo paura che sia stato mio marito a occupare Filippo. Ma cosa discuti? Ma che ragione avevi o tuo marito? Per colpa mia. Dime. Ecco, queria sapere che tipo di l'uomo alto e moro. Ogni volta che mi guardava negli occhi, mi veniva gli sgrisoli, mi faceva sangue, insomma. Comunque, da quando che le morto? Ecco, che sia stato mio marito a comprarlo per gelosia, capisco. E non per anche a tua Bernardina. Ma io mi ha consigliato di andare dai gendarmi, cosa vuoi da fare? Dai gendarmi
Ancora caldo, provate così. Vabbè, va, anche che ti parla. È meglio che parli. A me pare che apri una roba di male, certo. Adesso delle casa. Se ne devo dormire, da dirti a solo dormire. Ma se proprio te deve cavare questa spissa che te intorno, aspetti che si attenti in serio, no? Ma siccome che te ne dico, vabbè, domani vengo con te. Stamattina, buonanotte. Paolina, faccio Maria Cristina, di che vieni a quel fritto che non ancora. Tanto male il piede. Ma Susa, Catina, manco mai che ti scriva. Ecco, brava. Mamma, non è per niente tanto gonfia. No, la verità no, perché già era una scusa per parte di mia qua e sapere le ultime novità. Ah, e allora non la mia veramente, ma chi è? No, sì, beh, un poco. Ma cosa ho avuto per parte di ancora le notte? Era stata la prima roba che mi è venuta in mente. Dimmi, contami cosa che ti sei dell'uomo morto. Parliamo da robe specie. Appena sta l'Aurorico. No, penso che sia stato Mario che fare il Filippo. Vedremo anche. Ma come se possibile? Sì? Se te l'ha chiuso era ancora caldo? E i gendarmi lo sai? No. Volevo consiglio da lì. Prima di andare a denunciare se Mario già perfetto. E ti che consiglio che hai detto da? Per parlare con suo marito prima. Beh, brava. Adesso aspettiamo. Vabbè. Sì, vabbè, mi dico. Ah, ma ti conto, magari. E ora adesso posso camminare per dire. Ma non aveva notizia da darte. Non te ne stavi Mario che fare Filippo. Ma sì, non ero sicura. C'era che se morto Filippo, aveva sentito i rumori che veniva là dal mare, dei faraoni, che schifava. Da pensare sarà una voce, e ora che ha detto sulla Filippo. Linda, stavi sull'ombra che scappava là da casa di Antonio. Vorrei che stare un po' in aria, passare in casa. Ecco perché la Filippo già la casa. Guarda, Aurora, sono proprio tanto contenta. Sento che non sia stato Mario a occupare Filippo. Anche a me. Ma se non sei stato Mario a occupare Filippo, allora chi sta? E neanche lo so pensare. Però Cristina, anche a perdonare. È un buon anima, quante volte. Pare che troviamo lì. Anche detto che le bare di oro, ma se che Ma già l'ho venuta a cercavo di fare il parto, ho fatto il parto. è ancora fuori da ieri sera. Non sapevo che no.
possiata, ma sempre peggio in case. Sta attenta Paolina, stammi a sentire. Un quarto d'ora che parlo, non si tornerà. Sta attenta Paolina, stammi a sentire. Non se puoi mica andare avanti in questa maniera qua, Nessun sa niente. Nessun che parla. L'assassin che è ancora in giro e ancora sempre con quel passoito in ambito, ancora il bruscolino nell'occhio. E straordinario che ti senti, e a spissa che non te viene ancora a finire la parte. Oh. No, adesso vuoi campare a 3 ore. E la spissa? Io dico piano, qua vicino, Tutta la gente vede. vieni a qua, Mamma Paolina. credo, di averci fatte oggi. Ma sta attenta! Ma stammi distante, no, che qui non voglio più mi stai addosso. Devo e dove si tornaccia a farli? Ah, non so. Che domanda è? Che si va, insulsa e sai tu cosa vuol dire? Che si insulta come loco de bevi, che attraversa il posto pieno di acqua per andare a casa a bevere. Che io? Forse già aveva tanta sete. Va fare tanto. Attenta, tirate via che appaia che te viene a correre. Dove si torna a cercarvi nei pagliari? Avevo saputo per strada che le gendarmi che va in tutte le case a domandare non so cosa. Domande, insomma. Quanta mi insegna ancora Vegnu? Penserà che era una storia così triste, ma... Perché? Perché se ne contesta e Ah, se è vero, mi son confessa Violanda dal Cavura. Le storie così misere, mi non posso saperle. Sì, ma anche perché nessuno che viene a contarmi, andiamo a casa, vai a... No, adesso bisogna che vado dal dottore, perché ne ordina una medicina, una Vabbè, ma cerca di far presto, perché guarda che qua a casa che c'è un sacco di mestieri da fare. E te che sai la roba per fare a misia e non te che ancora come si ha. Muovati, fa presto. caso sono io al Tutto dottore. Paolina, tutto. Devo andare insomma io sempre dare una pomata
riserva, qualche volta. Non so. La dobbiamo andare dal dottore? Dove che stia andando? Via. Tornare, non torna. Paolina! Magari se torna non mi ha detto niente. Paolina! Finalmente, che sei arrivata? Dove si sta fin adesso? Avevo detto che andavo dal dottore. Sì, ma da che volta? Ma il dottore non era mia però suo corriere la mia dama comata che adopera anche io che c'era sempre. Sapeva molto bene. E mi dice che avrà sbattuto contro una E vai a raccontare qualcos'altro? tu dovevi raccontare. So che magari la un amico. No, ma ti dico, la Bernardina, l'amico che pare, per fare sapienza sempre male, non sa mai niente. E la signora Emilia, la che aveste davanti a te. Mi non so dire. Certo, che non sente mai niente. Guarda, è una roba impossibile così. Fino che manca via un voglio, mi manca 5 di voglio. Guarda, temo, perché parlare così è come masticare il brodo. Nemo, l'assassino! No, l'ha ricevuto! Ma lo sapeva. Io che sta dentro il confessionale in chiesa, mi dà del tavolo, non so. Come fa mia che la mie figlie lunghi però. Ma cosa c'entra chi nel Fradeo? Ma no! Era da solo dentro il confessionale, perché doveva confessare questa dentro. È una catara, una cosa su che pedali. E cara, capito? No, doveva guardare da tavolo e mi stavano da dire. Ah, io sai. Nel Fradeo non importa, io sai, vede no? Dove ci sarebbe, no? La Vergine, tutto vede che se sta qualcuno che conoscevo, no? Se E di come fai a saperlo? c'ero davanti alla caserma di Gennari. E visto? Donne, ne sta il dottore. C'era quello che voleva dire. E come hai fatto a capire che sarebbe fuori l'assassino ora? I gendarmi da Vittoria, che i gendarmi così da Vittoria, da trovare le tette di scarpe lunghe così. E tu ti sa che sono il dottore, e il piede così lungo. No, tutte qua è prove. Io è, ma e la chibuccio. Io c'hai la coccia che dà la pantera che poteva essere il sangue di lì, la coccia che dà la pantera che poteva essere il sangue di pantera lì, e il quadro. La coccia, la genera di
Lui si è corso a Felga a trovare la porta Felga. Non la casa. Era tutta scuro. Tu che ha fatto un passo. Passando e te che prepara. Non ci ha visto niente e lei va via. E te dammi che era creduto. Non lo so. Dopo ci dà una fotocamera, gigante mi si fermi. Mio gatto fa! Anche ti, Paolina. Ma sempre per scattare per i bracci di Calderone, hai due mano. E ti facevo tanto una santa donna. Invece io le capito che era una bronza quella. Non vi oggi da pesce stracco che ha. E per cosa non avete mai visto niente? Non è che avevi a capire. Oh, non mi piace, no, fare queste Non potrei venirne mai. E Filippo mi tradiva con l'Aurora. cose asciutto. Vabbè, anche a me questo. L'avevo finito, dottore, Paolina, lei che era? Invece, avevo sentito che Gennaro mi voleva liberare Vittoria, perché lei aveva una cosa assassina. Ma non avevo capito che cos'era. Presente, visto che stavo qua, insieme un terzito al corpo. Stavo lì. Il primo mistero di Europa. Non mi pare mia tanto adatto i misteri di forse è meglio un mistero doloroso. Avevo finta che sia vero. Vabbè. Fatto mio era nel primo mistero doloroso. E ora spero di guardarmi per la liberare. Testamento dell'avvocato. Sì, ma neanche l'avvocato ha dei cause aperte. È fortuna che ha trovato l'assassino. Anche perché sa io come si chiama? Massimo di Affina. E ora ti lascio che ce l'hai scheda. Va bene, se tu che adesso aiuta, perché guarda, va mezza boba, perché era buono, che le farai in teatro, io ora non mi paga. Segna quasi con bel pezzo. Ah, no, prossima volta. Vabbè, il punto è, Vabbè. vabbè, ciao. E non si vedeva. Avanti. Non mi ha fatto niente. E così mi ha fatto anche un nozzo nero alle innocenti. Sei vero, care donne. Sembra il dottore Nosemia l'assassino. Ecco, lo dicevo che Maria sei innocente. Ma come? È il dottore. Però, chi sei stato padre Filippo? Ma vai a, che l'uomo morto e sei un certo Orlando venuto fuori a paese. Ma allora? Questo vuol dire che... Ma per cosa si dice sta qua era sto? Beh, i gendarmi mi hanno detto a me che sto Orlando era un ladro e Filippo lo aveva che ruscava di quei cassetti in cerca di oro d'estei. E ora per spaventarlo, buttando che dosso l'archivugio al megadito, guarda che ti sparo. E ora? Ah sì, e ora Orlando no, e che si salta addosso perché voleva portarmi via l'archivugio. Ma
non che va sparato. Se partia un colpo che lo va centrato in quel cuore. Neanche che senza famira, che come sempre l'era embriago. Sì. E ora come l'hai fatto a scambiare l'uomo per chi? Io sai come che si è fatto ingegnare. Beh, insomma, si tende. Sto urlando, no? Quando che cazzo fa sto colpo. Lei casca per terra e il gava tu le faccia. L'era tutto insanguinato, aveva la mascella storta, gli occhi, pure le orbite. E così Filippo, che a pensamenti ne aveva più stabiato per lui. Stessa altezza, insomma, ci somigliava proprio. No, Ma allora Filippo sei vivo, non è Sì, Paolina, perché vedi qui i gendarmi che ha fatto chiamare la moglie che aveva il suo paese per fare il riconoscimento. Beh, l'uomo morto non è suo marito. E come Gabriele si è fatto sua moglie, ora capite che non era mia sua marito. E se poi aveva la faccia tutta rotta, spacca su, la mandibola storta, gli occhi fuori le orbite che tutti mi erano venuta. Care mie, perché l'uomo morto non gli aveva mia una voglia rossa di vin su una ciappa come suo marito. una voglia rossa del Sì. una cappa. Filippo che aveva una... Paolina, e qui come Petro Salerno. Lo sapevo anche ma. Che pensavo di essere l'unica a sapere che Filippo aveva una macchia di questa ciappa. A mia mi pare che abbia fatto tanto l'onore. Ma se sta con me, cagare sto senza me. Vieni qua. Vabbè, amati, io che vi dica anche i gendarmi, i gabecca Filippo, dentro in chiesa, ciò, e dopo aver visto la stramba del suo mogliere, gli è gadito di scappare perché la seria sta legittima difesa! Legittima difesa? Sì, e così lui ha deciso di andare in Svizzera. In Svizzera! Come dottore! Basta Paolina, basta, non vi posso. A tessina lagna, a tessina vittima. Sta zitta, adesso fermo così. Niente adesso andiamo a casa. Se vedremo un bel giusto del rosolio. Mi fate smontegare e mi fate festeggiare perché finalmente mi contessa Yolanda d'Altamura sono stata prima a dare la notizia che quel bell'uomo, altro moro che si chiamava Filippo, in realtà non è morto, è solo un assassino, o sbaglio anche. Come no? E era un foglio con scritto il nome di Laurora e io proprio paia. Ma ha voluto dirmi che te che facevi da messaggera anche a Pareda? Che sapevo un piacere, ecco, mi avevo detto che non ne parlava. Vedete, sa che siamo qua, era bisogno mettersi nel nostro povero. Tanto ho visto che è morto, è venuto. Primo mistero glorioso, doloroso. Viva vento tutto. Donne, ma vai ma attendete qua. I gendarmi, i gattero vanno in granaro di Assura Vittoria di Aroba e i miagadami, beh, ho visto che sono una persona del tutto. C'è chi che non lo sa ancora, sono la contessa Yolanda d'Altamura. Ecco qua, è un braccialetto. Padre mio, che guarda, era Filippo! Valse in attraversa. Una fatica se sapesse a cavarne dopo che ancora mi manca. E dove te ne sei tu Kawasaki a roba lì? Granaro verso. E cosa sei da fare nel granaro di Assura Vittoria? A trovare Filippo. Qua no che non ti manca un voglio, ma chi che tutti qua i vogli. Va là.
passato le volte. Invece prima finire, che volte dico ciapamì, dove pario. Certo che, assinda tutte e tre nel granaro della signora Vittoria, Walter. E dopo di si essere amiche di Vittoria, beh, amiche proprio, brutte slandrone che non si hanno. Beh, sentite, visto che siamo tutte qua, no? Siamo È meglio che no, tanto non conoscevo pieno Orlando. Vabbè, e ora sento cosa che dico, che ne saluto, che mi non mi è tempo da perdere. Avevo un sacco le moschette. Certo che dico, sta proprio bravo a farvi perdere a testa a altri tre, sentite, i gendarmi, vabbè, non dico più che sono, ma io sapevo. Che cadanca di Ioni con la dedica. Aurora con amore il tuo Filippo. Paolina con amore il tuo Filippo. Emilia con amore il tuo Filippo. Beh, Certo che l'uomo lì c'era proprio un gran Bernardina, traditore. mamma mia, volevo bene. Anche io volevo bene. Se sapevo che volevo bene anche a me. Ecco Paolina, ecco proprio dove che si innalza a fare i pioggi. Nel granaro della signora Vittoria. I pioggi, no, subito! Ecco perché la pomata non serviva a niente. Per portare il naso e bruschito. Certo che cos'era in giro che l'uomo lì. Ma bisogna scombranche Ma proprio due. peccato, è sotto una sarta da donna. Sì, c'era un bell'uomo alto e morbio. Ogni cosa è sottoposta al cucino questo solo un meraviglioso giorno Sai che parte? Ha raggiunto il mio amore? Amore. Ma che feromo alto e moro del nome Filippo, Anche lì. È proprio vero. È meglio star distanti dai tempi del campo.
sono Filippo. Come ho fatto a vivere, ad amare prima di incontrarti? Mi piaci tutto di te. Il modo in cui mi guardi, il modo in cui mi parli e stai qui accanto a me. Ti amerò non per chi sei, ma per chi sono io quando sono con te. Ed ogni volta che mi domanderai se ti amo, io ti risponderò: sei tu la donna della mia vita. Cartina cara, dammi un po' al biglietto che insiste la Gavaumi perché Filippo ha prenotato la suite reale all'hotel al Granaro di Ginevra perché adesso assomiglia la donna di Assomita. Filippo, mostra la donna di Assomita! Sont à l'issue à Genève Aéroport. Le train s'arrêtera Venise-Mestre, Paris, Vicence, Vérone-Porte-Montbard, Échira del Garda, Brescia, Milan Central, Gallarate, Domodossola, Brive, Nice, Sion, Martigny, Saint-Maurice, Aigle, Montreux, Vevey, Lausanne, Morges, Nyon, Genève. Arrivé à Genève Aéroport à 0003 minutes. Senza di me. A sto rimasta tardi. E che stazione hai parlato sprovoco? Se siamo visti. Non ho più niente. La simpatia è anche sognata. Donne, la sappia l'ultima. No. Ma se arriva un altro Dove sei io? In casa di Vittorio. Devo Paolina, sono in qua prima, sono contesta. Devo Paolina. In Almania 231, 100 entrare, 100 via, 91, ma in Spagna son già 1.300, 1.400, no, 1.300. Paolina, ciapa riposa e beva.